Ho assistito a diciamo, a un momento alto di democrazia, dove, seppur con posizioni contrapposte, ho assistito a un dibattito veramente profondo, nel quale con un alto tasso di partecipazione da parte dei consiglieri, anche il presidente ieri, era presente, e quindi al di là del voto, ringrazio veramente il Consiglio regionale del Veneto per la modalità e diciamo, e la saggezza dimostrata nella discussione. Come forum, prendiamo atto della votazione e ribadendo la nostra posizione, noi avevamo sollevato subito dei dubbi anche diciamo, a livello proprio di impianto normativo, e anche tra virgolette, di ascoltare di più quello che era diciamo, il parere dell'Avvocatura dello Stato. Entrando nel merito, diciamo, degli argomenti, al di là diciamo, della sentenza della Corte Costituzionale, il vuoto normativo resta, ma la strada da percorrere non è quella, diciamo, del suicidio assistito, medicalmente assistito, ma è diciamo, una strada che ripercorre la pietas cristiana, per quanto riguarda proprio l'accompagnamento al fine vita. Le cure palliative, che anche ieri in aula è emerso, non sono tanto conosciute, non sono tanto applicate, e anche in casi estremi con la sedazione profonda, è proprio un ritorno a una cultura di accompagnamento alla morte, non di generare la morte. Non voglio entrare nel merito se la legge era ehm, diciamo, sul fine vita, non fine vita, però una posizione del forum su questa è chiara. Ecco, infatti è stato precisato subito anche dal presidente Luca Zaia che di fatto se avesse portato ad approvazione questa legge sarebbe stata la prima regione d'Italia a recepirla, togliendo un po' le castagne dal fuoco anche a tutti gli altri presidenti che comunque saranno chiamati a discutere di questa normativa, adesso in Emilia, Friuli Venezia Giulia, che non si sa se procederà o meno a questo punto alla votazione. Comunque, come ha detto anche lei, si rimane senza una normativa. E quindi qual è la strada da seguire a questo punto, secondo Allora, lei? io, penso che sì, il Veneto era la prima regione, ha fatto da apripista, ma ha fatto anche da apripista su una strada che forse, ci si rende sempre più conto che non è percorribile, non sono le singole regioni a legiferare in materia. Anche come ribadito nella sentenza della Corte Costituzionale, si fa riferimento sempre al Parlamento. Quindi sicuramente diciamo la questione deve essere affrontato in un iter parlamentare.